questa edizione del nostro telegiornale c'è la politica. In vista della prossima scadenza elettorale proseguono gli incontri con i leader nazionali dei partiti. Oggi è stata la volta dell'Italia dei Valori e c'era per noi Rosa Leanza. Il segretario nazionale del partito Italia dei Valori ha presentato i candidati della propria lista nella sede di Via del Gallitello a Potenza. Volti nuovi per un partito rinnovato che, forte dell'affermazione nelle elezioni del Trentino, ha presentato il suo programma. Per la Basilicata, ha affermato Ignazio Messina, lavoro, lavoro, lavoro è la priorità assoluta e credo che la Basilicata ci abbia anche la soluzione. Io vedo una regione, come molte purtroppo nel nostro paese, prive di infrastrutture, con i giovani che se ne vanno. Di contro la Basilicata ha una grande risorsa, e cioè quello sfruttamento del territorio che provoca solo danni al territorio, come il petrolio, e dall'altra parte delle royalty bassissime. Si paga il 7%, che sono le royalty più basse nel mondo. Normalmente la media è 25%, in alcuni paesi il 40%. Allora pensiamo innanzitutto che il popolo della Basilicata debba essere rispettato. Le royalty non possono solo pagare i disagi ambientali di questo sfruttamento, e quindi royalty più alte, e una nuova regione si deve battere per fare in modo che crescano. Con le risorse che arrivano si possono fare le infrastrutture e creare lavoro per i giovani. L'obiettivo? Finanziare piccole e medie imprese, che sono il perno dell'economia. E riteniamo che con la coalizione di centrosinistra in Basilicata si possa raggiungere un ottimo risultato con l'Italia dei Valori accanto.